Siamo con l'allenatore del Valdagno, il signor Chiarello. È una partita deliziosa quella che abbiamo visto e abbiamo assaporato tutti quanti qui al Palapanzini. Non c'è altro che da farvi i complimenti. Grazie per questo. Comunque io penso sì, il pubblico si è divertito molto, ci siamo divertiti molto meno noi allenatori fuori, perché è una partita su e giù, con tanti cambi di direzione. Sì, voglio dire, noi vogliamo sempre che la partita sia più tranquilla, più stabile. Il pubblico si è divertito tanto, noi sul 3-1 non siamo riusciti a tenere il risultato almeno per qualche minuto, per poter poi riuscire a vincerla. C'è da dire che il Giovinazzo sotto sul 3-1 ci ha creduto e alla fine è riuscito a pareggiare questa partita. Noi ci portiamo a casa un punto, però io non sono molto contento, perché potevamo portarne a casa 3. Veludo per me è stato il migliore in campo, ha parato delle cose veramente inverosimili. Complimenti a lui, complimenti al Giovinazzo. Noi ci portiamo a casa un punto e andiamo a fare le feste di Natale. Ora, dopo alla ripresa, ci saranno 2 partite in cassa per voi, quindi voi avete il Bassano, se non ricordo male, adesso il 4 gennaio, e poi dovrebbe essere il Montebello, esatto. Ma no, noi guardiamo partita per partita. La prossima è un gran derby, Valdagno-Bassano è sempre una partita molto sentita dai nostri tifosi, quindi cercheremo di prepararla, anche se il Bassano è in grande spolvero, sta facendo risultati su risultati, però bisogna essere anche obiettivi. Noi non abbiamo niente a che fare con le prime 5, le prime 5 sono strutturate per fare un campionato a parte. Noi cerchiamo di stargli vicino, cercheremo anche di vincere la partita, perché la nostra squadra è una squadra che può battere chiunque, però nello stesso tempo può anche perdere con chiunque se non stiamo attenti. Ha una rosa giovane con ragazzi da 20 anni, 19 anni, 18 anni che stanno facendo bene, però anche lì non sempre ci sono alti e bassi, ma io penso che da qua alla fine sarà sempre alti e bassi, perché sono giovani. Io e Massimo in panchina cercheremo che non succeda questo, cioè che ci siano solo alti e non bassi, però non è facile. Però dai, siamo quinti in classifica con 20 punti, ci manca una partita per finire il giorno di andata, quindi io sono molto contento. Ormai i quarti di Coppa Italia già conquistati, già in tasca. Ora il vostro obiettivo qual è? No, il nostro obiettivo principale, bisogna essere chiari, è quello di arrivare a 30 punti per non entrare nei play-out. E poi quando arriveremo a 30 punti cercheremo di vincere le partite per arrivare più alti possibili. Però questa squadra qua è una squadra giovane, costruita per salvarsi, non alla fine, ma per poter salvarsi. Almeno questo è quello che mi ha detto la società in tempi non sospetti. Quindi io sono contento, andiamo avanti, sta venendo fuori anche il gioco, però ripeto, sono giovani, quindi può succedere ancora che abbiamo un crollo, come abbiamo già avuto un paio di volte. Quindi niente, io sono contento, andiamo avanti. Stasera portiamo a casa un punto da una pista molto molto difficile, perché il Giovinazzo è in gran spolvero, e quindi niente, tutto qua. E allora non ci resta che farvi i migliori auguri per le festività e un augurio per il vostro cammino, per il proseguo del campionato. Io vi ringrazio, io faccio gli auguri anche al Giovinazzo, a mister Massari, a mister De Palma, e poi sicuramente partite così il pubblico, come hai detto te prima, è rimasto soddisfatto, e per portare gente nei palazziti forse ci vogliono anche queste partite. Grazie. Grazie a voi e buon Natale a tutti.